Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com e benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi vediamo due trappole in apertura per quanto riguarda il gambetto di donna. Partiamo subito col vedere la prima trappola, D4, D5, C4, siamo appunto in presenza del gambetto e in questo caso il gambetto di donna accettato. Ricordiamo la motivazione di questo tipo di mossa. Il bianco cerca di dare in sacrificio un pedone per svilupparsi più velocemente, quindi ha già il vantaggio del tratto, cerca di andare ancora più velocemente in vantaggio. Ora a questo punto il nero può o far finta che questo pedone comunque lo perda e continua il suo gioco, o cercare di fare di tutto per proteggere questo pedone. È il turno ora del bianco. Cavallo F3, una continuazione teorica, cavallo F6, E3, chiaramente E3 ha lo scopo di liberare l'alfiere per catturare. Il nero decide di fianchettare, quindi gioca G6, secondo i piani alfiere per C4, alfiere G7, e ora che cosa verrebbe normale a giocare? Verrebbe normalissimo arroccare per il bianco, così come verrebbe normalissimo giocare un cavallo C3. Ma guardate un po' questa continuazione, donna in A4. Ti lascio qualche secondino per pensare a questa continuazione. Cosa succede? Siamo sotto scacco. E qui la continuazione migliore che può fare il nero è quella di giocare C6. C6 va a bloccare lo scacco, va a pararlo e chiaramente minaccia anche un B5. Se il nero invece sbaglia a difendersi e decide di giocare cavallo in B di 7, allora succede questo. Sacrificio di alfiere per F7. Ora, se il nero decide di accettare questo sacrificio, essenzialmente perde la partita, perché cavallo G5 e in qualsiasi posizione va il re nero, la partita è persa. Per esempio, re in E8, cavallo in E6 e la donna è intrappolata. Scacco, re in F8, cavallo sempre in E6, doppio e la donna è persa. Ultima soluzione è andare per esempio in G8, ma dopo per esempio donna in C4 il matto è inevitabile. Chiaramente il nero può interporre qualche pezzo, per esempio cavallo D5, donna cattura D5 scacco, pedone in E6, donna cattura E6 scacco e poi la soluzione la conosciamo già. Questa era la prima trappola in apertura. Andiamo a vedere la seconda. Mettiamo a posto i pezzi. Ok. La seconda trappola si effettua in questo modo. Chiaramente stiamo parlando sempre del gambetto di donna, D4, D5, C4 e 6. Questa è la difesa classica del gambetto di donna rifiutato. Cavallo in C3, cavallo in F6, il bianco decide di giocare subito alfiere in G5 onde evitare di avere un alfiere all'interno del proprio schieramento dopo un E3. Alfiere in G5, cavallo in B va in D7. Questa è giusta come mossa. E3, C6 e questa è la struttura più forte che può utilizzare il nero. Cavallo F3, donna 5. Siamo all'interno della variante Cambridge Spring. Quali sono i motivi tattici che stanno dietro a questa uscita di donna in A5? Scusami, chiaramente la donna va ad inchiodare il cavallo in C3 finché il re si trova nella sua casa di partenza e va a fare una sottilissima pressione a raggi X sull'alfiere
in G5, che nel momento in questa posizione è protetto dal cavallo in F3, ma nel momento in cui non ci sarà più il cavallo F3, questo pezzo sarà sospeso, quindi la donna potrà attaccarlo dopo un cambio di pedoni. Quindi tieni bene in considerazione questo attacco. Donna abbiamo detto in A5. Ora ci sono tantissime continuazioni, la teoria consiglia un cavallo in D2, dopo per esempio alfiere in B4, donna C2. Se il bianco, scusami, non continua in questo modo, ma decide di andare ad intuito, per esempio a livello intuitivo potrebbe venire da giocare alfiere D3, che sembra una buona mossa, ma guarda cosa succede. Comunque vada, il bianco ora perde pezzi, perde tempi, perde la posizione. Allora, alfiere D3, cavallo in E4. Chiaramente questo cavallo è inchiodato, quindi c'è bisogno di un supporto. Donna in C2 sembra un'ottima posizione fino ad ora, ma guarda cosa succede. Cavallo per G5, cavallo per G5 e ora il nero mette in atto la sua strategia. Pedone per C4 e c'è un attacco di scoperta e chiaramente si minaccia col pedone di andare a catturare quest'alfiere e questa minaccia non può essere parata, ovvero uno dei due pezzi chiaramente andrà a perdere. Chiaramente il bianco può tentare sacrifici in F7 cercando di portare il re nero al centro, ma la posizione è assolutamente a favore del nero. Bene, se questo video ti è piaciuto, allora ti consiglio di vedere in descrizione il link per andare al nostro videocorso sulle aperture, in cui troverai altre due strategie, altre due trappole in apertura sul gambetto di donna che ti lasceranno veramente di stucco. Grazie mille, ci vediamo alla prossima. Ciao!